E dunque Edoardo Giorgetti, finalista mondiale a Roma nel 2009, sesto nei 200 rana, lui che ha vinto 7 titoli italiani assoluti in questa specialità, o meglio nella doppia distanza nei 200, è stato campione del mondo juniores, vice campione europeo ma anche primatista europeo di vasca corta. Giorgetti al passaggio di metà gara 29-23 con Petrowski che insegue in 30.04, primato della manifestazione di Mattia Pesce 1.00.41, primato regionale di Residori 58.17, primato italiano di Fabio Scozzoli, compagno di allenamenti di Edoardo Giorgetti 57.01. Per il primato del mondo si va con Vandenburg a 55.61. Ma andiamo a seguire la nuotata fluida, delfinata di Edoardo Giorgetti che conclude in 1.02.11. Quanto basta ad una facile qualificazione per lui col miglior tempo davanti a Petrowski in questa batteria che ha chiuso in 1.04.15. Aspettiamo la conclusione della gara con l'ufficializzazione del risultato. Chiediamo conferme ai giudici per ufficializzare il risultato. È confermato e dunque Giorgetti, Fabrin, Petrowski, Righetto, Zanatta, Fresh con 1.06.54 l'ultimo tempo utile.